problema è presto risolvibile, bisogna fare le opere. Quando io quest'estate ad agosto parlavo di alluvione, forse tutti sorridevano, no? E la vera battaglia, la vera incazzatura è che bisogna essere incazzati 365 giorni all'anno e chiedere e battere cassa a Roma. E i cittadini che vivono nelle zone golenali, nelle zone di esondazione, vanno aiutati e vanno capiti. Allora abbiamo fatto gli effetti speciali nel 2010 portando a casa 362 milioni di euro, finanziando 925 opere e mettendo in cantiere 5 delle 12 casse di espansione, cioè bacini come questo. Allora questo è quello che riusciamo a fare. Così il presidente della regione Luca Zaia, che oggi si è recato al bacino di laminazione di Montebello, diventato in questi giorni un lago con i suoi 4 milioni di metri cubi d'acqua trattenuti a seguito delle piogge incessanti, simbolo del funzionamento e della necessità delle casse di espansione. Un'ancora di salvezza per Vicentino e Padovano, che altrimenti si troverebbero sott'acqua. Il primo bacino di laminazione costruito in Italia in soli 8 mesi alla fine degli anni 20, che però necessita di un ampliamento. E i lavori dovrebbero iniziare appena arriva la risposta della commissione VIA. Nel Vicentino sono stati aperti lo scorso novembre i cantieri a Caldogno e Trissino, richiesti a gran voce da un territorio martoriato dalle esondazioni dei fiumi, e si spera che le opere si realizzino in breve tempo, come è successo 90 anni fa a Montebello. Dimostra che le cose si possono fare ancora in 8 mesi, ma non ci vogliono comitati, non ci vogliono complicazioni, non ci vuole burocrazia, non ci vuole una democrazia malata come quella che c'è in Italia, dove chiunque può mettere a un diritto di veto. Abbiamo le casse di espansione che sono le grandi opere idrauliche, non se ne sono mai realizzate dagli anni 30, dopo questa opera non si è più fatto nulla in Veneto. E quindi noi pensiamo a un Veneto messo in sicurezza, ci vogliono risorse, abbiamo ancora 2 miliardi di euro di investimenti che chiediamo a Roma, perché Roma deve finanziare la sicurezza del Veneto, perché il Veneto è colui che poi paga il conto a tutti.